La legge del gol. E subito la linea a Matteo Furia e a Federico Pontillo per parlare con loro. 02 9294 7222. Bentrovati. Grazie mille, caro Giulio, buon pomeriggio a tutti i cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in una nuova puntata della Legge del Gol. Qui come sempre c'è il buon Federico Pontillo. Ciao Federico. Ciao a tutti e ciao Matteo. E purtroppo questa sera saranno assenti i due diavoli, i due rossoneri per motivi lavorativi, motivi personali. Al di là di questo vi invitiamo ad intervenire durante il corso della puntata a tutti i cari radioascoltatori, a tutti i tifosi del calcio, perché oggi affronteremo tanti discorsi. Io Federico penso che è giusto iniziare parlando ovviamente della Champions League. Si è svolto il derby di Milano, un derby tanto atteso nelle scorse settimane. L'andata ha visto uscire l'Inter vittorioso con un 2-0 con il gol di Edin Dzeko e di Mkhitaryan, e anche il ritorno Inter Milan, l'Inter ne esce vittorioso con un gol di Lautaro Martinez. Ma allora, io mi permetterei un attimo di analizzare a questo punto non solo la partita di ritorno, ma anche la partita di andata, cioè di fare un sunto generale, al di là, anche se l'abbiamo già affrontata la partita di andata. Allora, io sicuramente siamo rimasti tutti spiazzati, penso sia i tifosi interisti sia i tifosi milanisti soprattutto, ma un pochino tutti i tifosi del calcio, perché sicuramente si aspettavano un Milan un po' più combattivo in campo, ecco. Ci si aspettava una partita molto più dura e bisogna dire la verità, l'Inter si è trovata di fronte comunque un Milan che ha giocato poco e ha concluso poco. Questo però vuol dire vabbè, ma l'Inter allora ha avuto culo. Sicuramente c'è un enorme merito da parte dell'Inter, perché l'Inter ha giocato veramente bene, sia l'andata che il ritorno. Ha giocato veramente bene. Addirittura nell'andata abbiamo giocato ancora meglio, perché il Milan era completamente spento, poteva essere ancora più cattivo, il risultato potevano essere segnati più di 2 gol. Quindi sicuramente il punto è questo: il Milan, ci si aspettava un Milan un pochino più combattivo, però l'Inter ha dimostrato di essere una grande Inter, perché ha giocato comunque veramente bene, e un plauso sicuramente va fatto a tutti i giocatori, a tutto lo staff, compreso anche a mister Inzaghi, per la scelta azzeccata in Champions, almeno quello delle formazioni, e anche soprattutto nelle formazioni in questo Euro Derby. Sicuramente era una partita molto sentita, sia degli interisti che dei milanisti, anzi forse il derby più sentito negli ultimi 20 anni, possiamo dire, perché è stato il derby più sentito negli ultimi 20 anni. Era una partita che l'Inter doveva assolutamente vincere, come dall'altra parte anche il Milan doveva vincerla, ovviamente, e questo è un risultato molto importante per la storia proprio del club, al di là di come andrà la finale, ma poi parleremo della finale che si disputerà tra Inter e Manchester City. Però do la parola a te, Federico. Sì, allora, sicuramente analizzandole tutte e due, se mi metto dalla parte da interista, abbiamo giocato molto bene, perché l'andata comunque abbiamo dominato il primo tempo, ci siamo un attimo fermati nel secondo, ma abbiamo avuto sicuramente più occasioni noi. Il ritorno, come è anche giusto che sia, abbiamo lasciato un attimino, almeno nel primo tempo, il pallino loro, perché erano loro quelli che dovevano recuperare e non l'hanno fatto. Se mi metto da un punto di vista di milanista, mi troverei molto deluso, perché vabbè, l'andata hai sbagliato la partita completamente, e ok, mettendo merito al 100% anche all'Inter, ovviamente. Al ritorno, come hai detto tu, comunque ti aspetti una partita col coltello fra i denti, no? Che devi attaccare dal primo al 90° minuto, compresi i minuti di recupero, perché comunque devi recuperare, oltre al fatto che è un derby, quindi i derby si vogliono sempre vincere. Non è stato così, perché comunque il derby di ritorno, il primo tempo, l'Inter ha arginato bene il Milan ha avuto 3 occasioni nitide, il tiro di Teo Hernandez,
che è andato poi sulla traversa fuori, però sulla traversa all'inizio della partita, poi lo scivolone di Darmian, e quindi Leao che arriva quasi tu per tu con Onana e la butta fuori, e poi la terza occasione, il tiro mi sembra di Giroud, quando c'è stato un fallo su Barella dove tutta l'Inter si è fermata, il Milan ci ha creduto di più, ha continuato, quasi fotocopia diciamo del gol che ha riaperto il derby l'anno scorso, dove non ha fatto un paratone. Poi per il resto io ho visto un possesso palla e un Inter che nel secondo tempo ha scaripato e si è portato a casa il risultato meritatamente. Quindi c'è poco da dire secondo me sulla partita, c'è da fare 50% complimenti all'Inter e 50% del merito del Milan che non è sceso in campo, secondo me, o non lo so, forse anche 80% all'Inter perché è riuscito ad arginare il Milan. Per quanto riguarda il derby, sì, è la partita che dovevano portarsi a casa uno o l'altra, e comunque poi ne parleremo della finale, ma la finale è secca, quindi può esserci sempre la giornata storta di qualche campione, può esserci sempre l'episodio che ti può risolvere la partita, perché io mi ricordo Chelsea, Manchester City assolutamente favorito, e Chelsea però si porta a casa la Champions League. Oppure lo stesso Bayern Monaco-Chelsea, quando il Bayern Monaco in casa non riuscì a vincere la Champions League ma ha perso addirittura i rigori. Quindi le partite finali sono secche, quindi poi si vedrà. Sì, assolutamente. Una finale, come hai detto tu, faccio questo paragone un po' come un derby, cioè nel senso sono partite completamente a sé comunque, cioè non bisogna calcolarle come se fossero, in questo caso, vabbè, stiamo parlando di Europa, come se fosse una partita al girone o di andata e ritorno ai quarti, agli ottavi o ai quarti, o anche addirittura in semifinale. La finale è una partita a sé. Per mettere diciamo un attimo il puntino sul derby di Milano, sull'Euro Derby, io personalmente, come hai detto tu Federico, secondo me bisogna fare tanti complimenti a tutta la squadra, perché entrambe le partite non c'è nessuno che ha giocato male, cioè non c'è stato nessun giocatore a mio avviso che ha giocato male, a parte vabbè qualcuno quando è entrato, però vabbè lì si parla di errori più che giocato male. Vabbè, ma lì è una però roba che sei abituato, non te ne accorgi neanche. No, ma nessuno ha giocato male. Del Milan, per esempio, ci sono state ovviamente tante carenze. Vabbè, all'andata non avevano Leao, però come dicevamo nella scorsa puntata, se si pensa che il Milan si deve basare su un giocatore esclusivo, che poi Leao, parliamoci chiaro, è forte, perché è veramente forte, però non è che è Cristiano Ronaldo o... cioè, parliamoci chiaro, non è che è un campione che uno dice si basa il gioco, gira attorno a quel player lì, a quel giocatore, perché è veramente un campione, un bomber. Leao è forte, però è assurdo dire manca Leao. Sicuramente Leao è uno dei motori principali del Milan, se non forse anche il primo motore, il motore principale, però è impensabile dire non gioca Leao e il Milan si ferma. Eppure Leao è vero che è tornato dall'infortunio al ritorno e non era magari al massimo al top, ha fatto veramente poco e niente, anzi quei pochi dribbling che cerca di fare solitamente non è riuscito a farli. Cioè ci ha provato su Acerbi una volta o anche su Darmian, ma è sempre stato chiuso, anche perché lo marcavano in due comunque, perché c'erano Darmian e Dumfries. Io del Milan salvo solo Maignan e Tonali, sinceramente, perché sono gli unici che ci hanno creduto. Maignan comunque nella partita d'andata ha salvato 2 gol, poteva finire già 4-0, e al ritorno comunque ha salvato anche lui un paio di tiri. E Tonali è quello che a centrocampo ci ha sempre creduto e sempre ha dato tutto. Gli altri, per quanto possano aver dato tutto, secondo me non risalvo, insufficienze piene. Poi do anche il merito all'Inter che ha chiuso di più, che ci ha creduto di più, non lo so. Più che altro che hanno trattato la partita di ritorno a livello mediatico come se il Milan avesse già, cioè come se la partita fosse finita 2-0 e il Milan, a posto che giocare contro l'Inter, doveva giocare contro una squadra ultima in classifica in Serie D, con tutto il rispetto per l'ultima in classifica in Serie D, e quindi fosse già una semifinale tutto da un lato, in cui il Milan entrava in campo, faceva 3-4 gol e finiva lì. L'hanno trattata così, cioè comunque davanti avevano una squadra che
l'anno prima ha vinto lo scudetto, che comunque fino all'ultimo si è allenato l'anno scorso, che comunque ha vinto la Supercoppa battendo 3-0 il Milan, ha vinto l'altro derby in casa 1-0, e che comunque è in semifinale di Champions League, cioè, ed è stata la prima squadra in Italia a battere il Napoli, quel tipo di Napoli, con Osimhen compreso. Quindi non è che stava affrontando proprio l'ultima in classifica. E io faccio lo stesso paragone della Juve di Cristiano Ronaldo. L'ultima Juve di Cristiano Ronaldo non era più una Juve scoppiettante, infatti lo scudetto l'ha vinto con Sarri in panchina grazie a Cristiano Ronaldo. Se li toglievi CR7, la Juve non era nessuno in quel periodo lì. E quindi la stessa cosa è questa, cioè tu non puoi basarti, come ho detto settimana scorsa, su un giocatore singolo, perché se ti basi su un giocatore singolo mi diventi le squadrette da massimo Conference League, che se non hanno quel giocatore là non sono nessuno. No, che poi io, come dicevo prima, sottolineiamo anche che Leao è fortissimo, sicuramente c'ha un'autostrada, non una strada davanti, un'autostrada per arrivare a toccare livelli altissimi nel calcio mondiale, però non è un campione, cioè nel senso non possiamo paragonarlo a certi che se non a Cristiano Ronaldo o a Messi, ok, lasciamo stare che sono ruoli diversi, o un Haaland o un Mbappé, cioè capito, per parlare di oggi nel mondo moderno, anche perché la nuova rivalità penso che sia al giorno d'oggi non più ovviamente Cristiano Ronaldo e Messi che hanno fatto il loro tempo, ma sarà in futuro Mbappé e Haaland, sarà sicuramente. È sulla per arrivarci sicuramente, però ancora non è a quei livelli lì, ovvio. Anche perché quei giocatori là non sono altalenanti, cioè quei giocatori là veramente sono sempre così, cioè poi c'è la partita in cui per esempio Holland all'andata con Real non ha fatto quasi niente, ma perché? Perché gli hanno piazzato un muro davanti, poi il City ha giocato male in generale, proprio giocato male la partita in City in generale, ma Leao cioè, spesso e volentieri capita che magari è sottotono, non fa più di tanto, i campioni non sono così, quindi lui secondo me ancora non lo è, lo potrà assolutamente essere perché è fortissimo, però ancora non lo è. Ma è lo stesso discorso che si può fare, perdonami, su Lautaro Martinez o su tanti altri giocatori. La differenza tra un giocatore che è veramente che è forte e un campione, chiamiamolo come vogliamo, così è proprio quella. Cioè che il campione ti sbaglia pochissime partite, perché sbaglia anche il campione, perché sbagliava anche Cristiano Ronaldo e Messi sicuramente, ma si contano sulle dita di una mano e non è così altalenante. Cioè solitamente ti fa ogni partita quasi un gol o comunque ti fa delle partite straordinarie. E questa è la differenza. Lo stesso discorso vale anche per esempio per Lautaro Martinez, per non soffermarsi su Leao. Cioè Lautaro è un giocatore che è molto forte, però è troppo altalenante, troppe volte sbaglia davanti alla porta. Comunque Federico, mi interrompo un attimo perché mi dicono dalla regia che c'è una telefonata, quindi passiamo subito la linea al nostro radioascoltatore. Prego, buonasera, in diretta qui con noi. Buonasera, Paolo da Gorizia. Allora, avete tirato fuori veramente dei temi interessanti. Volevo dire solo una cosa, poi io vengo dalla generazione di Zico, Maradona e Platini, che con tutto rispetto per Ronaldo e Messi, secondo me erano una spanna più sopra, poi magari ricordo, però se ve li ricordate, perché siete giovani. Comunque veramente secondo me erano migliori. Però sì, è vero, poi non si può basare il Milan su Leao, però vorrei dire anche dovrebbe essere l'allenatore a creare delle alternative. Però la mia domanda era un'altra. Premesso che secondo me la vera finale si è fatta ieri e non ci sarà purtroppo molta speranza per l'Inter, anche se sono d'accordo che le botte di C punto possono sempre avvenire nelle finali. Volevo capire il destino di Inzaghi. Adesso che si ritira alla fine d'anno con una Coppa già in tasca e una finale di Coppa Campioni che tutto sommato è tanta roba per il calcio italiano negli ultimi anni. Nonostante il fallimento in campionato, come andrà a finire? C'è una possibilità di rinnovo? Grazie, ciao. Io ringrazio il nostro radioascoltatore perché ha aperto un tema su cui io personalmente volevo un attimo discutere anche insieme a voi e insieme anche a Federico Pontillo. Tanto ringraziamo il nostro radioascoltatore per essere intervenuto e per aver chiamato. Allora, partiamo un attimo dal presupposto che
Intanto, come ha detto il nostro radioascoltatore, oltre che l'importanza di arrivare in finale di Champions League non è solamente iconica e simbolica a livello mondiale, ma parliamo anche di soldi, tanti soldi che entreranno nelle casse dell'Inter per essere arrivato in finale di Champions League. Si parla veramente di una quantità di soldi. Già essere arrivati in semifinali erano veramente tanti soldi, in finale non parliamone. E vabbè, poi senza star qua a dire quello che potrebbe succedere sostanzialmente, però comunque si parla di tanti soldi. Punto Inzaghi, allora io direi che il punto Inzaghi va analizzato da due prospettive. Allora, dalla prospettiva di Inzaghi io penso che l'anno prossimo per me Inzaghi non rimarrà, ma non perché la dirigenza non lo vuole, ma perché per me se ne andrà via lui, secondo me, perché effettivamente ha subito una pressione degli attacchi al di là dei tifosi, ma anche un po' dalla dirigenza, dei giocatori no, invece, perché questo non è mai emerso, però dalla dirigenza ha subito determinate pressioni. Infatti in conferenza stampa, se non erro, ha fatto tipo una frecciatina dicendo che lui si ricorderà di chi c'è stato nel momento del bisogno, no? Ha fatto questa allusione quando gli hanno fatto una domanda un po' spinosa riguardante che andava a toccare un po' questo tema. Io penso che non rimanga, poi magari rimarrà, verrà rinnovato, non lo so, ma per sua decisione più che altro per decisione del club, perché certamente alla fine sul piatto, se guardiamo sul piatto quello che ha portato Inzaghi, è una finale di Champions League che l'Inter non vedeva da 10 anni. Una coppa, un'altra finale di coppa che è la Coppa Italia. Di nuovo la possibilità di ritornare in Champions League, forse vedremo, tocchiamo ferro per noi interisti ovviamente, se sarà questo sul piatto sicuramente non si può ritenere questa stagione un fallimento, anzi possiamo dire che è andata, cioè, secondo me per aver sbattuto fuori il Milan in semifinale e essere arrivato in finale di Champions League, solo questo secondo me merita, ma a livello iconico, ma a livello anche di soldi, di introiti, è già una stagione migliore dell'anno scorso per me, Federico, ti dico la verità. Cioè, allora, al di là del simbolo, ma parlo proprio anche di un fattore economico. Allora, io cosa ti posso dire? Nel senso che comunque resta il fatto che secondo me il Napoli ha vinto lo scudetto, ma tu l'hai perso, perché comunque tu potevi starci dietro. Vuoi che sbagliato la preparazione all'inizio, vuoi che comunque a un certo punto avevano iniziato ad andare bene in Champions e malissimo in campionato. L'anno scorso comunque tu hai perso uno scudetto perché l'hai perso tu, quindi comunque le sue colpe, come posso dire, le sue colpe, sì, i suoi gap li ha anche lui. Comunque non è forse un allenatore, brutto da dire, da Inter, però la carica la squadra non la sa dare, è forse la squadra che si dà carica da sola quasi. E quello che ha fatto in Champions è tanta roba, perché comunque in Champions l'anno scorso lui ci ha fatto riqualificare agli ottavi dopo 12 anni. Quest'anno ci ha fatto arrivare alla fine dei Champions dopo 13, quindi per questo devo fargli i complimenti, non è che, però comunque resta il fatto che secondo me, cioè, magari ti è andata bene quest'anno, ma l'anno prossimo non è detto, e comunque se non deve, cioè sì, ovvio che devi tenerlo conto, ma se togli il fattore Champions League quest'anno, un Inter del genere che si vince la Supercoppa, arriva in finale di Coppa Italia, però in campionato se lottano per il quarto posto, è brutto, perché comunque è una squadra che poteva stare benissimo dietro a Napoli. Poi magari quest'anno non lo vincevi, però l'anno scorso dovevi portartelo a casa tranquillamente e non l'hai fatto, quindi io sono dell'idea che non lo rinnoverei. Poi, no, ma al di là del, scusami, perché io ho appunto detto, secondo me bisogna guardare due punti. Il punto che al di là del pensiero di noi tifosi e di chi comunque è appassionato di questo sport, ma parlando proprio a livello dirigenziale, magari glielo possono anche rinnovare il contratto, però secondo me è lui che fa le valigie e se ne va via. Sembrerebbe che lo rinnovino, perché sembrerebbe che Marotta l'altra volta abbia detto stiamo trattando, stiamo capendo. Sicuramente la situazione rispetto a un mese e mezzo fa è migliorata, però anche lì è da capire anche se la società vende o se la società non vende.
sono tanti fattori. Io personalmente non lo verrei, perché comunque vorrei un allenatore con un po' più di grinta. Poi cioè, comunque un allenatore che continua a far giocare Gagliardini e Correa, cioè, con tutto il bene che ti posso volere, ma sono due giocatori che non neanche vanno bene neanche al Cesena. Cioè, Sì, no, direi... ma io concordo con te, Federico, cioè le colpe non si cancellano perché ci sono delle gravi responsabilità e molti, ho notato qualche anche radioascoltatore che era intervenuto nelle scorse puntate, sembrava, tra virgolette, non cogliere delle responsabilità che ci sono state, forse perché magari ti fanno un'altra squadra, non hanno visto tutte le partite dell'Inter e degli errori che sono state fatte in quelle partite, ma se vogliamo mettere da parte l'anno scorso, che non è da mettere da parte, come hai detto tu Federico, che comunque abbiamo buttato nel cesso uno scudetto e l'abbiamo regalato tra l'altro non a un'altra squadra, non è che l'abbiamo regalato a Napoli, l'abbiamo regalato proprio ai nostri avversari, il Milan, quindi fa girare diciamo le scatole un pochino ancora di più, ecco. Cioè, quest'anno comunque abbiamo visto quasi a tratti in campionato una fotocopia dell'anno scorso fino a un certo punto, perché abbiamo fatto evidentemente per il momento un pochino più schifo dell'anno scorso, perché sì. se no eravamo lì, eravamo secondi già dietro al Napoli, anche se c'era qualche punto in più, però sicuramente non abbiamo fatto peggio dell'anno scorso in campionato. Certo, in Europa abbiamo raggiunto dei livelli altissimi, ma secondo me quindi le colpe non si cancellano, ci sono delle gravi responsabilità da parte di Inzaghi. Poi concordo che è stato sbagliato sicuramente fare quel tipo di pressione magari nei suoi riguardi, ma era anche un pochino per cercare di dare un attimo una svegliata. E secondo me i meriti sicuramente ce li ha anche Inzaghi, ci mancherebbe altro che non ce li ha l'allenatore della squadra, però hanno fatto tanto i giocatori, secondo me mi verrebbe da dire, perché io concordo con te Federico, cioè secondo me si sono caricati un pochino i giocatori anche da soli. Cioè, ci sono elementi in squadra che sono comunque tifosi, mi viene in mente Di Marco, ma al di là tifosi, ma elementi anche come un Lautaro o come un Dzeko, come un Barella, sono persone che tirano sulla squadra comunque. Cioè, sì, lui è l'uomo delle coppe, no? Però sai, finché mi porti a casa la Supercoppa e la Coppa Italia me ne frega relativamente. Sì, la Champions non ti va bene sempre, è il campionato quello che conta, diciamo. La Champions è sempre quel qualcosa in più, che poi vabbè, se spendi 8 milioni come Paris Saint-Germain e hai una squadra di un certo livello, diventa una roba che dovrebbe essere, non dico di prassi, ma almeno arrivare in finale dovresti arrivarci. E con la squadra come squadre come Inter e Milan ovviamente no, però almeno in campionato dovresti fare sicuramente di più. Ma assolutamente sì, con la squadra che hai. Poi è vero, quest'anno è stata l'annata del Napoli, va bene, ok, però io dico quantomeno star lì veramente dietro al secondo posto e adesso essere un pochino più tranquilli sul discorso Champions, capito? Che il Napoli Perché ha perso tanti punti adesso, sì, vuoi che ne aveva già 16, esatto. 16 dietro, però sono quelle squadre di Spalletti, sono sempre state così, che cadono a gennaio. Diciamo che a dicembre si sono riposati per il fattore mondiale, pochi giocatori del Napoli hanno fatto il mondiale e soprattutto forse nessuno è arrivato in fondo, quindi è andata bene al Napoli, che però è crollato adesso, quindi se tu non perdevi 8 partite ed arrivavi a 5-6 punti, io non so se il Napoli avrebbe retto un altro mese come ha fatto, quindi avrebbe vinto, cioè tu rischiavi anche di portarglielo via quello scudetto lì. Cosa che non è fatta, anche perché l'anno scorso il Napoli ha fatto la stessa cosa, non come quest'anno, però ne ha vinte un po', era in corsa con Inter e Milan per lo scudetto e poi dopo è crollato. Sì, le ha perse tutte, pareggiate perse tutte le ultime. E infatti è finito dietro di noi, perché c'era un certo momento che eravamo Inter e Milan che erano dietro al Napoli, a un certo punto l'anno scorso, di poco ovviamente, di pochissimi punti, però il Napoli a un certo punto è crollato e è finito proprio dietro. Cioè, Sì. cioè, il campionato ce lo siamo lottato Inter e Milan. Quindi non so, nel senso, ci sono chiedo scusa ovviamente al nostro ascoltatore se stiamo un attimo, e anche a tutti gli altri, se stiamo magari un attimo allungando il discorso su Inzaghi, però visto che è una bella domanda,
non lo so, da tifoso ovviamente dico, non lo so, personalmente preferirei avere anche un altro allenatore sulla panchina dell'Inter. Detto ciò, per la carità, ha fatto un buon lavoro quest'anno, anche se in campionato, cioè, bisogna un attimo separare le cose anche. Poi certo che la Champions, Fede, però è più importante dal punto di vista, tra virgolette, iconico anche, a tratti, certo, chiaro, vabbè, ma quello sì, ma anche a livello di soldi, rispondere un attimo anche all'altra domanda che ha fatto, cioè l'altra domanda, tra virgolette, retorica, che ho parlato di Leao, ho detto è l'allenatore che dovrebbe dare delle opportunità. Sì, hai ragione, però è anche vero che se manca Leao comunque il Milan non ha davanti, perché ha Giroud a 36-37 anni che non può fare tutto l'anno come ha fatto l'anno scorso, non può fare, cioè non ha 20 anni, quindi non ce la fa, e poi l'alternativa è Origi. E Origi abbiamo visto quest'anno com'è, Ibrahimovic non è un'alternativa perché non può giocare, e quindi il Milan praticamente non ha attaccanti. Rebic, idem, non ha attaccanti. E quindi anche creare soluzioni senza, cioè per venire incontro ai tifosi del Milan e ai milanisti, creare alternative senza avere un altro attaccante, cioè avere solo Giroud se tolgo Leao è quasi pressoché impossibile. Comunque, dopo, adesso siamo arrivati al momento della pubblicità e di un breve stacco musicale, rimanete sintonizzati e chiamate per intervenire in diretta. Apriremo un altro capitolo che non riguarda l'Inter ma il Milan, perché adesso, visto che stiamo parlando di allenatori, non si può non aprire il capitolo di Pioli. Quindi rimanete sintonizzati, ci risentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E dopo Mina ridiamo subito la linea a Matteo e Federico. Grazie mille caro Giulio, ben ritrovati cari radioascoltatori qui sulla legge del gol su Radio Libertà, e adesso apriamo un attimo il capitolo però di Pioli, poi parliamo del resto assolutamente cari radioascoltatori, scusate ma è lecito soffermarsi ovviamente sulla Champions League un attimo anche, al di là della vittoria dell'Inter, se vinceva anche il Milan era lecito lo stesso soffermarsi, perché non si può non parlare di Champions League quando c'è una squadra italiana che arriva comunque in finale obiettivamente della Champions. Capitolo Milan. Adesso vedo che è venuta fuori un'enorme polemica nei confronti di Pioli, si è riaccesa e ritorna l'hashtag e il famoso coro Pioli out. Molti milanisti sono stanchi di Pioli, non ne possono più, anche perché Federico, prima del derby, della partita di ritorno, i tifosi del Milan
Hanno parlato dopo dopo Spezia-Milan in campionato, la curva ha parlato con i giocatori e poi sono andati anche, se non erro a Milanello, a caricare i giocatori per cercare di dargli comunque forza, qualcosa che è servito fino a un certo punto. Ecco, No, tu cosa ne pensi, Federico? Adesso, al di là del tifo calcistico, queste cose possono servire in qualche modo, possono risvegliare una squadra, o evidentemente mi verrebbe da dire no, però in questo caso... Ma tu parli dei tifosi che parlano e caricano la squadra, questo mi stai chiedendo? Sì, questo, ma poi soprattutto che cosa ne pensi, ma anche questa domanda è rivolta anche a voi, scriveteci su WhatsApp anche al 346 642 7756 o chiamate, intervenite in diretta. Che cosa pensate anche? Pioli è da esonerare l'anno prossimo? Cioè da mandar via o da tenere ancora? Visto che c'è anche questo nel calderone quando si parla di Milan. È una grande polemica. Prego. Allora, io prima di risponderti alle domande ti dico una cosa che avevo detto circa un mese e mezzo fa, che avevo letto su internet ed evidentemente forse anche una cosa quasi vera. Cioè il fatto che il Milan comunque l'anno scorso ha vinto un campionato grazie al suicidio dell'Inter, ed è una cosa che ho letto anche oggi su internet. E questo magari ti può anche far capire che cosa? Che sì, c'è merito comunque di uno scudetto vinto perché erano lì, ci hanno creduto, quello che vuoi, però sicuramente se non si fosse suicidata l'Inter l'anno scorso, e non in una partita sola, perché non stiamo parlando del derby di Bologna, stiamo parlando poi di tutto il resto delle partite che l'Inter non ha vinto, e che neanche il Milan ha vinto, però il Milan aveva quel punto in più per il derby. Allora, sicuramente evidentemente è svanito anche l'effetto, scusate il termine, culo, cioè il gol all'ultimo minuto, l'1-0 e quant'altro, perché arrivi a un punto che dopo un po' ti può andare bene, ma fino a un certo punto non ti va sempre bene, perché quest'anno il Milan ha fatto delle partite, non dico imbarazzanti, ma magari di misura, dove poi all'ultimo è riuscito a pareggiare o a vincere. E comunque questa fortuna non ti va sempre, non succede sempre, non ti va sempre bene, e si è visto. È ovvio che Pioli out, se Pioli non raggiunge la Champions League, cioè il quarto posto, parlo anche del fatto che se poi toglieranno i punti alla Juve e quindi il Milan andrà in Europa League e non andrà in Champions League, per la squadra che ha e per ex campioni d'Italia, perché i miei colleghi Marco e soprattutto Roberto dicevano sempre a noi, no? Quando tu sei campione d'Italia hai la prerogativa che devi per forza lottare per vincere lo scudetto, e questo è come è successo a noi, anche per loro, no? O sbaglio? Certo. Quindi se non entra in Champions sicuramente è un fallimento, è ovvio che ci può stare che lo mandino via. Se riesce a entrare in Champions League, oltre a loro, più che altro io farei una critica nei confronti della dirigenza a livello di acquisti, perché comunque gli acquisti di quest'estate sono stati un parametro zero, sì, che non te lo aspetti, va bene, e poi è puntato solo e esclusivamente su qualche rinnovo, ma solo e esclusivamente come si dice, su De Ketelaere a centrocampo, che va bene adesso, al di là del caso De Ketelaere, magari poi l'anno prossimo ti esplode e diventa il nuovo fenomeno. Però tu, una squadra dove hai un Ibrahimovic che sai che comunque più di tanto non ti può più fare, Giroud che comunque ha 37 anni, Rebic è quello che è, l'unico che ti rimane è Leao che va bene, e appunto lo stesso Giroud, quindi in realtà puoi puntare su Giroud al 50% e punti solo su Leao. Hai preso Origi, sì, parametro zero, ma magari qualcosa di più di Origi, oppure a gennaio ti accorgi che è così, cambi, prendi qualcuno anche a parametro zero, però qualcuno devi prendere. Se non lo fai, evidentemente c'è qualcosa che non va. E certo, poi anche sul fattore infortuni. Il Milan sono 3 anni da quando c'è Pioli che ogni volta parte e a un certo punto li si fanno male tutti, e questo è un errore di preparazione, come è successo a noi, non degli infortuni ma della squadra che non riusciva a correre a giocare, che è stato un errore di Inzaghi sulla preparazione atletica, e poi l'Inter a un certo punto ha iniziato a sprintare, a correre. Questo è un errore. È la stessa cosa in Milan sugli infortuni, c'è qualcosa nella preparazione atletica che non va, perché non è possibile che ogni volta dopo 3 mesi il Milan parte a razzo, poi dopo 3 mesi, al di là dei 37 anni, io mi ricordo periodi dove si faceva male mezza difesa, si faceva male mezzo centrocampo di gente anche di 20 anni. Tolgo Libra
che vabbè c'ha 40 anni e tolgo Magnan che l'anno scorso si è fatto male perché con l'Atletico Madrid gli avevano pestato il piede, si è dovuto operare e quest'anno è un infortunio al ginocchio al mondiale, cioè con la nazionale. Però il resto dei giocatori, spesso e volentieri Calabria, Florenzi, tutti giocatori che comunque non hanno 40 anni. E quindi è un problema di fondo, è un problema grave anche questo. Quindi secondo me a fine stagione bisogna vedere dove si piazza il Milan e bisogna valutare, perché sì, è vero anche che è arrivato in semifinale di Champions League, però se poi non arrivi in Champions, cioè la semifinale va bene, ma fino a un certo punto. Ma tra l'altro c'era un articolo che parlava proprio del Milan e di allenatori del Milan, e infatti questo articolo, una parte di questo articolo volevo condividerlo con voi perché è interessante, fa un salto nel passato del Milan, e c'erano ovviamente un pochino di paragoni, ovviamente Pioli, perché si andava a parlare di un problema dell'allenatore, anche su questo punto degli infortuni che hai toccato tu, Federico. Comunque questo articolo evoca la figura di un allenatore storico importante che è Nereo Rocco, che con il Milan è diventato uno dei più grandi allenatori italiani di tutti i tempi, perché viene assunto, si parla di tanto tempo fa, non erano ancora nati forse i nostri genitori, che viene assunto dai rossoneri nel 1961 e vince subito uno scudetto per poi rendere al Milan la prima squadra italiana a vincere la Champions League, grazie soprattutto ad un giovane strepitoso dell'epoca che era Gianni Rivera. Nel 63 passa a Torino e rimane al Granata per 4 anni e poi torna subito al Milan, e durante la prima la sua seconda esperienza riesce a vincere un'altra Champions League e una Coppa Intercontinentale. Comunque nei restanti 3 anni a Milano vince ancora una volta la Coppa delle Coppe e la Coppa Italia, si allontana dalla panchina per 3 anni diventando direttore tecnico, poi nel 77 allena di nuovo il Milan per la sua ultima stagione in carriera vincendo nuovamente la Coppa Italia. E Federico, do un attimo un'informazione su questa cosa che fa abbastanza sorridere, visto che spesso moltissimi milanisti, tifosi milanisti dicevano l'Inter ha vinto la Champions League, il triplete facendo il catenaccio, loro giocano col catenaccio, è sempre stata una polemica molto attiva negli scorsi anni. A livello tattico ha il merito di introdurre in Italia questo allenatore quello che sarebbe poi stato il gioco italiano per eccellenza, il catenaccio, basandosi su appunto rapidi contropiedi, pressing e marcature molto strette, che tra l'altro sottolineo, in verità il catenaccio nasce in Svizzera negli anni 30, è una precisa identità svizzera. Comunque ho fatto un attimo questo salto nel passato. Io volevo poi collegarmi a una cosa che ha detto Bobo Vieri per parlare di giocatori che giocano sia nell'Inter che nel Milan, visto che hai tirato fuori il nome di De Ketelare. Ma Bobo Vieri ha detto in un'intervista che secondo lui come campo San Siro è uno dei campi più difficili al mondo, insieme forse al Bernabeu, secondo lui, perché San Siro ha quella peculiarità che appena un giocatore sbaglia, fa un errore, si sente subito il boato del pubblico e la gente che si arrabbia e qualche fischio. Sbaglia la seconda volta, non parliamone, arrivano i fischi e tutto così, e quindi lui diceva, Bobo Vieri, che è uno dei campi più difficili dove giocare, perché lui, secondo la sua analisi, non in tutti i campi del mondo di calcio funziona così, che appena sbagli il pubblico fa il boato, ti insulta, così. E lui stesso diceva che per esperienza, quando gli capitava anche lui di sbagliare, magari gol a porta vuota perché gli è capitato, lui diceva, sembra che allo stadio in campo tu non senti niente perché c'è casino, ovviamente si parla di 70.000 persone e quindi senti certo magari il boato, quel sospiro o qualche fischio così. Lui diceva che sentivi proprio la gente che si incavolava e urlava insulti, non sei capace a far niente, fatelo fuori, cioè cose così, no? Sì. Volevo chiedere a voi che cosa ne pensate di quello che ha detto Bobo Vieri, ovviamente anche a te, Federico. Ma sicuramente sarà così, non è facile San Siro come campo, anche perché comunque se giochi a San Siro in casa vuol dire che giochi per l'Inter o Milan e quindi hai certe aspettative addosso. Su De Ketelare però io voglio anche dire una cosa, io l'ho visto giocare sinceramente, non mi ha entusiasmato ma non mi ha neanche fatto schifo, cioè il problema è che la gente si aspetta che De Ketelare ti deve fare una valanga di gol
Allora, stiamo parlando di un centrocampista che sì, nel suo campionato ha fatto tanti gol, ma stiamo comunque parlando di un centrocampista, perché anche Brahim Diaz è più offensivo, ha fatto qualche gol, ma non è che ha fatto una caterva di gol, cioè non è un attaccante. Uno secondo me dovrebbe giudicarlo più su assist, più su i tipi di passaggi, più su come si muove. Io l'ho visto, mi sembra un giocatore normale. Ti ripeto, magari l'anno prossimo diventa un fenomeno, ma magari rimane così. Se rimane così, io mi permetto di dire che sicuramente non ne vale 35 milioni di euro, perché non ne vale. Però non è neanche da buttare, cioè è un giocatore buono che come turnover lo puoi buttare dentro. Ovvio che poi non ti vale 35 milioni, quello sicuramente. E se lo devi rivendere non lo rivendi a 35 milioni, questo no. Però io non lo schifarei come lo stanno facendo tutti, cioè perché tutti lo trattano come se fosse un attaccante, ma non è un attaccante, è un centrocampista, quindi il suo ruolo non è quello di fare gol, cioè è diverso. Non so se mi rendo l'idea. No, hai reso perfettamente l'idea, ma io faccio anche questo paragone e su questo invito anche i nostri tifosi a scriverci o a chiamare in diretta, soprattutto chi ha qualche anno in più. Io penso che siamo passati da un opposto all'altro, secondo me, perché io mi ricordo che fino a 20 anni fa, quando era arrivato, mi sono andato a ripescare determinati articoli, commenti, ma anche gente anche che era vicina al Milan, stesso, quindi non stiamo parlando di interisti, Dice, quando era arrivato Kakà, lo pigliavano tutti in giro perché si era presentato con gli occhialini, qualcuno l'aveva paragonato a Gianni Morandi, come ha detto Galliani, no? Cioè, non c'era un'aspettativa enorme, così grande, c'era l'aspettativa ma non così grande. Forse l'errore sta proprio nell'oggi, che appena un giocatore gioca in una squadra minore, perché spesso accade questo, cioè non è che andiamo a parlare di un giocatore, cioè, parliamoci chiaro, viene Lewandowski, è ovvio che Lewandowski c'ha il suo nome, c'ha tutta la sua fama dietro e stiamo parlando d'altro, però questo accade sempre con i giocatori che giocano solitamente in squadre inferiori, no? Alle nostre, che hanno disputato un'ottima stagione, hanno battuto magari, hanno fatto anche dei record per quanto riguarda, per la carità, così, però si crea un'aspettativa enorme, ma proprio enorme, e si cominciano a fare i paragoni, questo un po' fomentato da molti giornalisti, e si comincia a fare i paragoni, no? Anche con De Catelare, quanti paragoni si è sentito prima che toccasse il pallone su De Catelare? Sarà il nuovo... sarà il nuovo cosa? Cioè paragoni si evocano nomi, adesso parlando del Milan, ma questo errore viene fatto in tutte le grandi squadre, anche nell'Inter viene fatto, vengono evocati i nomi, sarà il nuovo Ronaldinho, sarà il nuovo Kakà, sarà il nuovo Pato, cioè dei nomi allucinanti vengono accostati a questi giovani, e poi ci credo che poi certo non stanno all'altezza delle aspettative, ma lo si sente ancora di più questo poi, cioè altro che arrabbiarsi e insultarli, nel senso che dire... Tonali non fa questa grande quantità di gol, ovvio è forte, perché è forte comunque, è lì che recupera palla, ci mette la grinta. Poi stiamo parlando di un giocatore italiano che tifa Milan e gioca nel Milan, non puoi paragonarlo a un giocatore dall'estero che non tifa Milan, perché non ti renderà mai come un giocatore che tifa, perché è ovvio che il giocatore che tifa, anche come Di Marco, ci mette l'anima anche più del 100%, perché? Perché al di là del professionista c'è anche la fede, e quindi è normale che sia così. E comunque non fa tutti questi gol, sì, ne fa magari, se prende in ballo un Barella fa più gol, ok, però uno lo giudica non perché segna, uno lo giudica per come gioca a centrocampo, quindi se devo giudicarlo per quello, lo trovo un giocatore normale. Ovvio, mi è andato l'aspettativa di 35 milioni, il nuovo Kakà, come hai detto tu, è ovvio che sicuramente ti aspetti più cose, però se rimane così, non è un giocatore che vale 35 milioni, ma non è neanche un giocatore che ne vale 2, è un giocatore normale, sì. Che però devi dargli l'esperienza, perché comunque le sue occasioni le ha avute, e secondo me non ha fatto così male, quindi non lo criticherei così tanto. Ma se vogliono li diamo Gagliardini e loro ci danno De Catelare, se vogliono, cioè, come riserva mi va benissimo, ma tutta la vita, assolutamente, mi va benissimo tutta la vita. No, però è proprio questo il punto, cioè che oggi si creano delle aspettative ogni volta enormi, sicuramente fomentati da molti giornalisti, dai giornali, perché questa è anche la verità, però anche tantissimi tifosi, subito, ma
cioè fanno un tocco, un gol, un assist, o fanno un numero una volta così, il nuovo Ronaldinho, ma come anche all'Inter molte volte spesso si esagera, ma in verità in tutte le grandi squadre, anche la Juventus così. Però cioè, il problema secondo me rispetto al passato è questo: le aspettative ci sono sempre state, è chiaro questo, però secondo me oggi ci sono molte più aspettative rispetto a una volta, perché i grandi nomi, cioè se oggi pensiamo, Federico, scusami, ai grandi nomi, tolto Haaland e Mbappé, ok, io parlo di giovani, perché se adesso noi diciamo quali sono i giocatori più forti che giocano oggi, ma veramente forti, che sono campioni, evochi solo persone che hanno 30 anni, 34-35 anni. Chi sono i grandi centrocampisti in Europa così? Evochi gente che ha 34-35 anni, perché a me di centrocampisti forti, a parte Valverde, giovani parlo, giovani, Valverde, Barella in Italia. Mi viene in mente De Jong, l'omonimo del Milan, tra l'altro, mi viene in mente Foden, quando lo schiera più indietro. No, vabbè, però parlo proprio di centro che giocano al centrocampo, perché alla fine Foden, alla fine è vero che partiva dal centrocampo, ma ormai è diventata un'ala alla fine. Però cioè finisce lì, cioè nel senso, una volta c'erano tantissimi, cioè c'era veramente l'imbarazzo della scelta, cioè una volta c'era un panorama enorme di campioni in tutte le squadre. C'è da dire anche che adesso comunque l'età media per smettere di giocare a calcio è sui 35-36 anni. Magari una volta tu a 33 anni andavi a giocare in Serie B, almeno in America, perché avevi finito la carriera, quindi esplodevi, cioè magari già a 19 anni giocavi bene, dai 22-23 fino ai 27-28 avevi la carriera stellare, poi dopo andavi a scendere. Adesso magari si tende più a inizi presto, sempre 19 anni, 18, però magari fine 23, 24, a meno che non sia un fenomeno, sei nel limbo, sei normale, poi esplodi più avanti ai 26-27 e ai 30-32 hai la tua esperienza, che sei ancora forte, giochi nei grandi squadre, e poi ai 35-36 tendi a smettere. Adesso hai ragione tu, cioè li vedi comunque, quelli forti li vedi a 32-33 anni, perché hanno più esperienza e quant'altro. Poi se guardiamo il campionato italiano, il problema è che i giocatori forti vengono per finire la carriera, e questo anche è brutto da vedere, anche se quest'anno stiamo dando lezioni a tante nazioni, perché comunque il Milan ha buttato fuori gli inglesi del Tottenham, l'Inter ha buttato fuori i portoghesi di Porto Benfica, in finale te la vedrai con una squadra che probabilmente fa 10 gol. Ma Federico, mi permetto di dire, noi abbiamo dato come italiani lezioni anche all'europeo, obiettivamente, che avevamo una squadra, una rosa nettamente più scarsa rispetto a tante altre, siamo riusciti a portarci a casa un europeo mandando fuori comunque tutti, nel senso. Noi anche gli spagnoli del Barcellona nella selezione li abbiamo eliminati, li abbiamo battuti a Milano e abbiamo pareggiato lì rischiando di vincere, quindi li abbiamo buttati fuori, loro ce l'hanno ancora qui. Assolutamente. Sì. È ormai un calcio così adesso, bisogna sapersi anche adattare, comunque non devi dare troppe aspettative, perché poi più aspettative dai peggio è. Quindi poche aspettative sui nuovi ragazzi che verranno a giocare nelle nostre squadre. Ma l'ultima battuta, io personalmente, sempre Champions League, io ho visto il ritorno di City Real. Io mi permetto di dire una cosa, cioè il City è stato spaziale, ieri sera è stato spaziale, cioè veramente ha giocato veramente molto bene. C'è un altro centrocampista che secondo me è fortissimo, che viene citato di meno rispetto a tanti altri, che è Bernardo Silva, che è un mostro, Bernardo Silva, infatti ha fatto doppietta. E poi c'è il gigante davanti che comunque è assatanato, Haaland. Adesso, al di là di come andrà la finale, il Real ieri sera non ha giocato. Cioè, ha giocato, a parte la traversa di cross, così, ma non ha giocato. Cioè, non ho mai visto il Real giocare una partita così. Non ho capito la mossa di mettere Militao al posto di Rudiger. Ho visto la partita andata di Rudiger, sinceramente, che non ha fatto muovere. Però questi, il problema sai cos'è? Sono proprio gli errori che noi parlavamo al derby, noi dicevamo quando ti mangi certi gol al derby poi ne subisci. Noi grazie a Dio non ne abbiamo subiti. Il Real invece sì, ha fatto specie, perché se all'andata
tutte quelle occasioni non le sprecava, e per chi ha visto la partita d'andata era una partita che tranquillamente Real poteva vincere 2-3-1 tranquillamente, perché il Manchester City ha giocato un discreto primo tempo, ma poi ha fatto solo un tiro in porta, che è stato quello del gol di De Bruyne. Per il resto ha fatto solo Real, ha avuto tantissime occasioni. A posto che pareggiava, la vinceva 3-1. Io non so se se ieri il City vinceva, perché a quel punto il City attaccava, ma il Real poteva giocare in contropiede. E queste sono cose che si fanno. Quindi, in vista di un'ipotetica finale, però ipotetica il cavolo, in vista di una finale, la cosa che non devi fare... C'è ancora rimasto... No, devo realizzare. In vista di una finale, la cosa che devi fare, secondo me, cioè che non devi fare, è sbagliare i gol. Cioè, appena è un'occasione devi metterla dentro, perché poi sennò la paghi, perché in Europa è così. Posso dire una cosa però, secondo me i giocatori dell'Inter, che è una cosa che potrebbe, tra virgolette, usata a nostro vantaggio, però deve essere usata, purtroppo tutti stanno dando molto scontata questa partita qua di finale, cioè nel senso che diranno il City è nettamente superiore all'Inter, che è la verità. Cioè, se facciamo i paragoni, ragazzi, c'è solo Barella che può competere obiettivamente. Sì. Barella, c'è solo Barella che può competere. Beh, in porta se la gioca benissimo con Ederson. Sì, per il resto Acerbi che marcherà Holland sarà... Cioè, mi viene da ridere. Possiamo andare a casa dopo questo, sarà bellissimo. Fa ridere, per me non se lo immaginava neanche il buon Acerbi di arrivare a marcare Haaland, però al di là di questo, l'Inter secondo me giocherà una partita, cioè certamente farà di tutto per vincere, però nel senso, secondo me anche in cuor loro sanno comunque che è una squadra molto superiore, quindi quello che voglio dire, magari giocheranno con la mente un pochino più sgombra, capito? Beh, la fortuna è che non hai pressioni, perché c'è il City. È questo. Neanche dai tifosi c'è le pressioni, perché lo sanno anche i tifosi comunque che se perdi, cioè non è che sei lì a dire cavolo, cioè, capito? Non è che hai l'amaro in bocca, certo ti dispiace perché hai perso una finale sempre, però non hai quell'aspettativa di dire no, dobbiamo vincere, cioè come per esempio ce la potevamo avere col Milan, con il Benfica. Esatto, sono d'accordo con te, perché se noi perdiamo la finale ci può stare, perché alla fine te la giochi con una squadra che è 300 volte più forte di te. Se loro non portano a casa la finale, a meno che non hai segnato con 10 gol di mano, loro fanno una figura bruttissima, perché sono molto più forti, hanno molta più esperienza i giocatori che ci sono, perché giocano in Europa da anni, e quindi la pressione è tutta loro. Infatti secondo me, se l'Inter riesce a tenere il risultato di 0-0 per il primo tempo fino al 60esimo eccetera, loro si nervosiscono, perché a quel punto loro devono dare tutto, e lì poi vincere, a meno che non fai il primo tempo dell'andata della semifinale che te li mangi, però la vedo dura. Comunque scusami se ti interrompo, Federico, siamo arrivati alla fine anche della puntata questa sera. Io ti ringrazio come sempre. E ti ringrazio a te, Matteo, buona serata a tutti. E un grazie va come sempre ai nostri cari radioascoltatori che ci supportano e ci seguono. Vi auguriamo una splendida serata e ci rivediamo alla prossima puntata della Legge del Gol. Grazie, buona serata. Avete ascoltato La Legge del Gol.